Ed eccoci con un'altra colonna di Insieme per il Territorio. Gennaro Catapano, pizzaiolo giovane, lo vedete, ma già in gamba e soprattutto preparatissimo, perché alle spalle, non ci crederete, un sacco di anni di esperienza, in quanto come molti altri colleghi ha iniziato in giovanissima età. Gennaro non solo è una colonna portante di Insieme per il Territorio, ma è stato anche uno dei protagonisti insieme a tutti gli altri maestri pizzaioli, chef di eccellenza, maestri pasticceri, produttori, artigiani, sponsor e tantissimi artisti, e chi più ne ha più ne metta, di Insieme per il Territorio Natale d'Amore, che si è svolto appunto alla baita del Re Resort di Ottaviano. Gennaro, il segreto della tua pizza? No, la pizza non ha segreti, la pizza è un prodotto artigianale, ogni artigiano la esprime in suo modo. Lo vedi che lo dicono che sei il numero uno? E anche Giuseppe lo dice sempre, sì, Giuseppe al quale ho rubato il microfono ingiustamente perché doveva tenere lui lo scettro. No, ma io ho visto le pizze di Gennaro, sono morbidissime, una pasta raffinata, un modo di lavorare, e poi la cosa bella di questo negozio, di questo esercizio commerciale, dove farlo vedere se ci spostiamo, è che chi entra, ecco, può vedere dall'altra parte, ecco, adesso non ci sta, chiaramente Gennaro o altro pizzaiolo, proprio nel momento in cui preparano, lavorano la pizza, quindi praticamente e a soddisfazione. Esatto, quindi chi acquista la pizza di Gennaro, prima ancora di mangiarla, vede se la gode. Esatto, se la vede proprio crescere, se la vede costruire proprio davanti ai suoi occhi. Questa è, secondo me è una particolarità, insomma, che Così non facciamo pesare l'attesa. La inganniamo con lo spettacolo, un cornicione che è una via di mezzo tra una napoletana tradizionale e la cosiddetta canotto. Sì. Perché questa scelta? Perché noi, allora, per non seguire la massa, diciamo che tutti adesso stanno andando di moda il cornicione alto, noi abbiamo fatto una via di mezzo per poter dare l'opportunità ai clienti di poter gustare la pizza fino in fondo, perché molte volte i cornicioni, quando sono molto spinti, vengono lasciati nel piatto. Ho capito. Che tipo di lievito? No, lievito naturale. Facciamo noi una biga a 24 ore. Gennaro, ti devo chiedere un'altra cosa, vuoi fare anche la pizza a metro? Sì. Quindi, ma la palla Siamo partiti con la pizza a metro. La palla della pizza a metro è un metro di grandezza, Ma è un po' più grande. un po' più grande. Dovete sapere che l'avo di Gennaro faceva la pizza a metro, era alto un metro, aveva La pizza era più grande di me. lui si stendeva a prendere l'avo, insomma, di Gennaro sulla pala, no? E quindi era un metro, quindi E Gennaro da piccolino, la pizza a metro, quindi... E Gennaro da piccolino, quando ha iniziato, era più piccolo della pizza stessa. Della pizza stessa, era meno di un metro, sì, era meno di un metro, va bene. E quindi vabbè, insomma, personaggio simpaticissimo, Appassionato. molto timido, molto introverso. Infatti gli stiamo tirando le parole da bocca, ve ne siete accorti, ma in compenso è vero che è timido, ma nel suo lavoro sa ciò che deve fare e lo fa al top. Ok, allora vi ringraziamo, quindi allora a Palma di Campagna dove si possono venire a mangiare? Alla Via pizza Nuova Martì. per carità. Ecco, allora Via Nuova Nota 413. via Nuova Nola 413, Palma Campagna, voi mettete il navigatore, noi siamo arrivati... Ormai è cellulare, Esatto, subito là, siamo arrivati direttamente, non ci sono radiofrequenze qui, non ci sono cose insomma che avvicinano il navigatore e cose, il navigatore vi porta direttamente. E immaginate un'ottima pizza. Ok, Renato, e che fai? Insomma noi stiamo parlando, tu tagli Ci abbandoni Renato, il nostro Renato tremendo, è impudito questo Renato. Fai vedere. Eccola lì. Va bene, ok. Va buono Renato. Allora ragazzi, ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao. Dove deve stare? Visto che